Partiamo dalla tribuna di Treviso per la rassegna stampa di TG Plus. La pagina trevigiana vede il titolo del giornale di Treviso: i contratti truffa per l'energia gratis nei guai. Energia Italia è una società collegata, occultati 13 milioni di euro, si indaga per i reati tributari, riciclaggio, peculato e bancarotta fraudolenta. Con sussidio e casa Ater, ma ricchi vendendo auto, notizia che insomma abbiamo già visto altre volte. Il colpo di Treviso Basket, il colpo sotto canestro e il rugby, Leoni Star del Gas per i playoff, dedica una pagina di spalla con 2 fotonotizie di sport, anche la tribuna di Treviso. E Terraglio Est, il ministro Fitto dice l'opera si farà, i soldi ci sono. Andiamo anche su Gazzettino a vedere la notizia del giorno, che è quello: atteso arrivo 4.000 migranti, accordo regione, comuni, prefetti, Zaia serve un'accoglienza diffusa, ha detto il presidente della regione anche da noi, ma scoppia il caso Vicenza, richiedenti asilo lasciati per strada, Stefani, così i nostri sindaci diranno di no. E una notizia, si torna a parlare di Angelica perché poco prima della strage uno scontro evitato per un soffio, e Bibbione, il comune che spegne la musica a mezzanotte. Altre notizie le troviamo anche su altri giornali, per esempio questa: un pezzo di fegato dei nipoti salva la zia, grande famiglia e intervento unico, in arrivo 4.000 profughi nei comuni, Zaia con i prefetti e sindaci, piccoli numeri in ogni paese, mai più hub nel Vicentino, però è già polemica. E altri migranti sono quelli climatici sui monti, in molti si sono trasferiti in montagna, turismo, un regolamento per gli affitti. La pagina di Treviso di Notizie Plus, andiamo a vedere, vedete che Zaia su migranti, non vogliamo rivedere roba tipo quella di Cona perché ne abbiamo già, insomma sentirete, se volete sentire anche l'intervista basterà aprire il servizio e troverete anche il filmato, lo vedete qui sotto. Mentre per le altre notizie di Treviso, a processo imprenditore coneglianese per il tragico incidente stradale di Sernaglia, e qui bolletta zero, denuncia per tentata truffa a 2 società, è la stessa, è il titolo con cui apre anche la tribuna di Treviso. Poi ci sono degli eventi, come potete vedere nella zona di Mogliano, potete seguire anche gli eventi nella nostra pagina. È tutto anche per Treviso.